Sono la preside del Liceo Artistico Selvatico di Padova. Vorrei parlarvi del progetto al quale abbiamo partecipato, che ci è stato proposto dal Comune di Montegrotto. Il Museo del Vetro del Comune appunto di Montegrotto, il maestro Cudin, con la collaborazione anche della dottoressa Codato, ci hanno fatto una proposta. Il museo entra nella scuola e la scuola entra nel museo. Abbiamo aderito subito con entusiasmo e abbiamo portato tutta una serie di materiali e di elaborati dei nostri studenti che sono stati esposti quindi nel Museo del Vetro a Montegrotto. Perché abbiamo accettato con interesse questa proposta? Riteniamo che per una scuola d'arte sia molto importante aderire alle proposte che ci vengono fatte dall'esterno, anche per abituare i nostri ragazzi a confrontarsi non solo con i temi che i loro insegnanti gli fanno fare, gli propongono in classe, ma anche proprio a dei temi, a delle proposte, delle attività che vengano dall'esterno, quindi da un mondo un po' diverso da quello al quale sono normalmente abituati. L'altro motivo per il quale accettiamo molto volentieri queste occasioni è il fatto che la nostra scuola, che è nata nel 1867, quindi quasi 150 anni fa, in questi ultimi anni ha subito un grosso cambiamento. Da istituto d'arte siamo diventati liceo artistico. È quindi molto importante riuscire a dare a tutti, naturalmente anche ai ragazzi delle medie, ai loro genitori, ma anche proprio a tutto il mondo della cultura e dell'arte, il messaggio che questa scuola sta cambiando. Naturalmente per noi questa è una sfida, perché vogliamo contemporaneamente mantenere alcune delle eccellenze del nostro passato che riteniamo assolutamente importanti. Però contemporaneamente vogliamo metterci in gioco sia con questa riforma che ci ha trasformato in un liceo artistico, ma contemporaneamente anche con tutte le innovazioni e le proposte che il mondo di oggi offre anche alle materie artistiche. Quelli che vedete sono alcuni gessi che sono nell'aula di copia dal vero della scuola. Una delle discipline che tutti i ragazzi svolgono è proprio la copia di oggetti per arrivare poi a copiare anche delle cose molto interessanti come questi gessi che sono a disposizione. Nella nostra scuola, il Liceo Artistico Selvatico, sono presenti 6 indirizzi: architettura e ambiente, scenografia, arti figurative pittoriche, arti figurative scultoree, design della moda e design dell'oreficeria. Quindi gli oggetti, gli elaborati degli studenti spaziano proprio in tutti questi indirizzi.